Continua al Teatro Santa Cecilia a Palermo la seconda conferenza mondiale della dieta mediterranea, che ha visto presenti relatori qualificati provenienti da tutto il mondo discutere su tematiche relative al miglioramento della sostenibilità del consumo e della produzione di cibo nei paesi del Mediterraneo, della salvaguardia degli ecosistemi marini, della valorizzazione del pesce azzurro, della pesca artigianale su piccola scala come simbolo della rivitalizzazione dei sistemi alimentari più sostenibili. A discuterne durante un interessante forum denominato Le Due Rive, effettuato con il contributo del Dipartimento regionale della pesca siciliana, nell'ambito della misura FEAMP 2014-2020, erano presenti il presidente del distretto pesca siciliana Nino Carlino, Enrico Granara del Ministero degli Affari Esteri, Roberto Cimino del Cluster Big e il neodirettore del Dipartimento della Pesca, dottor Rosolino Greco. L'orientamento del Dipartimento è quello di diffondere anche una cultura, la cultura dell'alimentazione sana, l'alimentazione che è al centro di questo dibattito per quanto ci riguarda soprattutto come Dipartimento, ma che coinvolge anche il Dipartimento della Salute, coinvolge il Dipartimento della Formazione e quindi della Pubblica Istruzione. E ho notato entrando la prima cosa che non c'era una grande scolaresca, giusto? E quindi non per un luogo comune, ma perché ritengo che sia essenziale, cioè educare sin da giovani i ragazzi ad avere un rapporto con l'ambiente, quindi quando parliamo di mare, come ho detto poc'anzi nel mio discorso, un bene che è di tutti e quindi il rispetto dell'ambiente, perché non deve essere un bene sfruttato ma deve essere un bene ben utilizzato, e attraverso il mare, che noi sappiamo cosa ci dà dal punto di vista dell'alimentazione, quindi cercare di fare capire ai giovani che l'alimentazione sana non è una dieta, come qualcuno magari da qualche parte per un linguaggio magari poco tecnico usa dire, ma è una questione di alimentazione, non di dieta per perdere chili, ma alimentazione che sta a significare un'alimentazione sana, un'alimentazione salutare, un'alimentazione che ci consente anche notevoli risparmi sul piano della salute, sulla spesa sanitaria e quindi un allungare la vita. La conferenza sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea ci ha offerto uno spazio, e quando dico ci ha offerto vorrei indicare il forum del 16 maggio in preparazione del vertice dei capi di Stato e di Governo del Mediterraneo occidentale che si terrà a Marsiglia il 24 giugno, come evento preparatorio di questo vertice e trattando in modo direi possibilmente concreto, anzi sicuramente concreto, delle proposte progettuali in materia di economia circolare e sviluppo urbano costiero sostenibile per appunto la regione del Mediterraneo occidentale. E così riuscirà a creare questa cooperazione? La cooperazione per certi versi esiste già, va meglio qualificata ed è una cooperazione recente, perché i programmi della Commissione europea per la salvaguardia e la tutela del Mediterraneo e lo sviluppo di attività produttive sostenibili, quindi pesca e altre attività marine e marittime, è di istituzione relativamente recente, cioè fino a praticamente 4 anni fa era solo sulla carta. Sono arrivati i primi investimenti e si tratta adesso di metterli a regime anche in vista dei futuri assetti dell'Unione Europea dopo le elezioni di fine maggio e la nuova Commissione Europea e la redistribuzione delle risorse a livello generale europeo, con un'attenzione alla riva sud del Mediterraneo e un'altra attenzione al vicinato est del Mediterraneo. Il ruolo del cluster è stato quello di fornire tutte le conoscenze che sono servite ad elaborare questo forum, che discuterà tematiche molto importanti, dalla valorizzazione della pesca e degli scarti della pesca, al problema delle plastiche nel mare, alle tematiche in generale relative alla sostenibilità dell'economia marina in ambito diciamo appunto marino. È un forum molto importante perché si lega ad una iniziativa internazionale
che fa parte del gruppo dei cosiddetti 5+5, 5 paesi della riva nord del Mediterraneo, Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Malta, e 5 paesi della riva sud del Mediterraneo, Marocco, Algeria, Tunisia, Mauritania e Libia. L'ottica è quella di preparare con questi forum, e questo di questo pomeriggio è il forum italiano, un'importante conferenza internazionale che si terrà il 24 giugno a Marsiglia, alla presenza dei capi di Stato, nella quale portare proposte che valorizzino le competenze nazionali e locali. In quest'ottica la Sicilia ha contribuito moltissimo con tutte le proprie competenze dell'Osservatorio della Pesca, del distretto e di tutti gli enti universitari che hanno portato ottimi spunti, ottime riflessioni. Sono convinto che verranno valorizzate al meglio in un ambito internazionale, contribuendo a fare della Sicilia un'importante piattaforma nel Mediterraneo anche dal punto di vista dell'innovazione.